Alberto, qui abbiamo Alberto Forigo, pronto se vuoi già iniziare a preparare il trattore, ecco. Bene, allora siamo qui, adesso cambiamo leggermente argomento e dobbiamo spiegare perché, cosa ci fa qui un trattore con una seminatrice e con un filipacciamatura. Beh, noi parliamo di irrigazione integrata, nel senso che vogliamo valorizzare l'acqua non solo attraverso un impianto di irrigazione che ci consente di fare questo, ma anche applicando quelle tecniche agronomiche che migliorano l'efficienza dell'acqua e che ci aiutano a produrre meglio di più. Una di queste è sicuramente la copertura con teli di pacciamatura, di film di pacciamatura. In questo caso abbiamo un film della Novamont, il Mater B, anzi oggi abbiamo sostanzialmente questo qui in quest'area, dopo magari la Novamont ci racconterà qualcosa su questo materiale, qui lo vediamo applicato sul bianco. La pacciamatura è spesso, Alberto, utilizzata in trapianto, in orticoltura, è molto diffusa, lo sappiamo bene. Tu invece hai voluto applicare questa tecnica alla semina, ma non solo questo, tu hai raccolto una sfida, quella di rendere la macchina assolutamente capace di adattarsi attraverso un comando elettrico-elettronico a qualsiasi tipo di distanza di semina, poter fare il quinconcio, ma questo come l'hai conseguito? Allora, buongiorno a tutti. Questo è venuto dal fatto di poter avere una forte flessibilità in campo, perché noi siamo comunque da una tradizione di macchine, costruiamo macchine per la lavorazione del terreno e dunque la nostra clientela utilizza vari tipi di culture, cioè semina vari tipi di culture. L'idea è venuta dal fatto di poter avere, grazie anche al supporto dell'elettronica, avere un sistema completamente elettronico dove attraverso un display decidiamo la distanza di semina. Il seme viene depositato nel terreno attraverso un distributore pneumatico che è posto qui nella parte anteriore della macchina, se lo vogliamo vedere. C'è il distributore pneumatico che è posto nella parte anteriore della macchina e dunque facciamo la deposizione del seme come qualsiasi tipo di seminatrice, dopodiché viene applicata la pacciamatura, in questo caso biodegradabile, e come terzo elemento nella parte posteriore abbiamo un coltellino elettronico che è sincronizzato con la caduta del seme e andiamo a generare le aperture sulla pacciamatura in corrispondenza del seme, in modo per favorire la germinazione. Poi attraverso il display che si può vedere, che è posto qui sul lato della macchina, l'operatore può decidere centimetro per centimetro tutte le distanze di semina e il grosso vantaggio è che possiamo anche andare a decidere la dimensione del foro. Attraverso il coltellino elettronico io posso decidere appunto attraverso la cultura che sto seminando che dimensione del foro generare e questa dà la massima flessibilità al sistema. In più attraverso l'elettronica posso anche decidere se seminare in linea o seminare a quinconce. Adesso effettuiamo l'operazione di precarico del seme, dunque attraverso questo tasto il distributore pneumatico, attraverso la parte trasparente frontale si può vedere il precarico del seme e poi la macchina è pronta per iniziare la semina. In questo modo fino al primo centimetro abbiamo già il seme pronto, caricato. Ecco, quando noi vediamo un foro all'interno del telo vuol dire che è passato il seme, perché il foro viene attivato solo nel momento in cui il seme passa e una fotocellula dà il comando, quindi se non vedete il foro vuol dire che il seme non è passato. Esattamente, il sistema lavora proprio così e attraverso questo sistema elettronico ovviamente la macchina è già predisposta per la tecnologia 4.0 e ovviamente è completamente modulare il sistema perché io da display posso decidere se lavorare con un solo elemento di semina o con più elementi di semina. Assolutamente, esatto, e quindi massima elasticità e si può appunto comporre la macchina. Abbiamo anche degli elementi di semina per grandi culture, per mais, riso, no? Esattamente, abbiamo questo che vediamo oggi è un elemento specifico per ortaggi per i semiminuti. Poi abbiamo anche un elemento doppio disco frontale classico per la semina del mais o del mondo cerealicolo, oppure abbiamo anche degli elementi meccanici come la deposizione del seme di riso per creare delle postarelle.
Grazie Alberto. Prima di salutarti volevo attirare l'attenzione e chiedo se può essere inquadrato. Io mi trovo sopra ad una aiuola, questa è un'aiuola sopraelevata rispetto al piano campagna. Nella sostanza non è una novità, è la coltivazione su porca, detto in italiano, oppure su proda, come si usa dire in termini gergali. Ecco, il fatto di coltivare su un terreno rilevato rispetto al piano campagna, anche di pochi centimetri, e di creare questa differenza fra dove passa la ruota e dov'è il piano di coltivazione mi dà un grandissimo vantaggio su quello che è lo sviluppo della pianta. L'apparato radicale tende a svilupparsi in modo maggiore, tende a sfruttare meglio le risorse idriche e nutrizionali presenti nel terreno. In caso di campo aperto come è in questo caso, qualora ci sia troppa pioggia, ha la capacità di assorbire bene l'acqua e di sgrondarla, ma in profondità ci sarà sempre dell'acqua, quindi la coltura riesce a crescere meglio. Ecco, questo è un sistema. Qui abbiamo una macchina che chiamiamo aiuolatrice, costituita da un doppio rotore che viene presentata sempre dalla Forigo, poi vedremo altre soluzioni. Non entrerei nei dettagli della macchina, quello che mi preme dire è che in una giornata come questa non potevano mancare le aiuole rialzate rispetto al piano campagna come sistema di coltivazione.